Assessore Torrenti, un'importante notizia per chi pratica lo sport nella nostra regione, infatti c'è un decreto nazionale che la regione Friuli-Venezia Giulia ha applicato dal 1° luglio. Sì, il decreto del Ministro Lotti che mette in vigore finalmente l'obbligo dei defibrillatori con le relative competenze per l'utilizzo ha chiarito ed accolto tutte le riserve, tutte le osservazioni che abbiamo fatto sia noi come assessori regionali, sia le società sportive sostanzialmente, facendo delle profonde modifiche al decreto Barduzzi che prevedono adesso un unico defibrillatore per impianto, una chiarezza di responsabilità sul suo utilizzo, la chiarezza che gli sport outdoor non fatti negli impianti la norma non va applicata e anche l'elenco che è l'allegato A del decreto che prevede tutti gli sport non a rischio cardiologico che vengono esclusi. E quindi noi siamo soddisfatti perché c'era l'urgenza di applicarlo per motivi di sicurezza degli atleti, ma contemporaneamente questo decreto, a differenza di quello 3 anni e mezzo fa, è molto più chiaro, è molto più logico e soprattutto gestibile da parte sia delle società sportive sia dei proprietari degli impianti.